Maggio potrebbe portare buone notizie dalla cabina di regia nazionale per la gestione dell'emergenza coronavirus, con l'allentamento delle restrizioni in vigore. Lo annuncia il governatore Luca Zaia. Voi sapete che queste sono ore cruciali perché il dibattito nazionale, cioè la riunione della cabina di regia oggi, è un dibattito che ci vede da fuori come osservatori pensare che qualcuno, speriamo, metta mano a sta storia del coprifuoco, piuttosto che il tema della ristorazione all'interno e non solo all'esterno. C'è grande attesa anche per l'eventuale ripartenza delle piscine, come per molti altri settori. Intanto i dati del Veneto fanno bene sperare per l'immediato futuro e nel mirino regionale c'è l'accesso alla zona bianca. Il coronavirus c'è ancora, ma le curve sono in picchiata. I dati positivi quali sono? Sono che dove abbiamo vaccinato scompare la categoria vaccinata dai ricoveri. Quindi vuol dire che il vaccino funziona. E sui dati sembrano non avere influenza le riaperture di fine aprile, additate da alcuni come foriere di ricadute e focolai. Nonostante le Cassandre, penso che abbiate anche voi non apprezzato, ma subito tutte le previsioni possibili negativi con l'apertura del 26 aprile. Penso che ci sia gente che si sia giocata tutte le proprie fortune nel dire che perché la sfiga arrivasse addosso alla comunità. La verità è che sono stati tutti sbugiardati. A questo punto diventa fondamentale per Zaia rivedere il coprifuoco e le altre misure. Io penso che abbia senso seguire e accompagnare questo processo, il che significa mettere mani al coprifuoco, il che significa cominciare ad allentare un po' di più.